Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo qui per portarti le ultime notizie sul nostro club preferito. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un vero napoletano. Oggi vi riportiamo le parole di Piotr Zieliński, uno dei pilastri della nostra squadra, in una recente conferenza stampa prima della grande partita di Champions League contro l'Union Berlino. Zieliński ha dimostrato, ancora una volta, il suo incrollabile impegno verso il Napoli. Ha esordito sottolineando il suo impegno verso la squadra: "Ho sempre cercato di dare il massimo per la mia squadra. Sono 7 anni, mi trovo molto bene a Napoli e cercherò sempre di dare il massimo. Sono molto felice. Sono contento di come ho iniziato quest'anno e cercherò di migliorare ancora per aiutare la squadra." Alla domanda sulla sua coerenza come giocatore, Zieliński è stato diretto: "Non ho mai considerato Zieliński un giocatore discontinuo, la gente può dire quello che vuole, io cerco sempre di dare il massimo. Sono felice quando posso aiutare con un gol o con un assist, ma l'importante è sempre la squadra." Zieliński farà sempre del suo meglio. Uno dei temi all'ordine del giorno era il possibile rinnovo contrattuale, e Zieliński ha commentato: "Colloqui individuali con ADL e rinnovo? La presenza del presidente ci ha fatto piacere come al solito, ha dialogato con tutta la squadra e con tutti quelli che lavorano in azienda. Ci siamo detti alcune cose che restano nello spogliatoio, è bello che il presidente sia con noi e ci fa molto piacere. Ristrutturazione? Di questo con il club ci penserà il mio agente, ora non ci penso." L'impegno e la dedizione di Zieliński per il Napoli sono innegabili. È concentrato nel fare del suo meglio e aiutare la squadra a ottenere vittorie. E per quanto riguarda il rinnovo, sembra che la trattativa resterà nelle mani del suo agente. Cosa pensi del rendimento di Zieliński in questa stagione e della sua posizione riguardo al rinnovo? Condividi le tue opinioni nei commenti. Restate sintonizzati per altre interessanti notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre!